1632 nuovi positivi in Veneto e 8 decessi. Il virus continua a diffondersi e la regione scrive alle ULSS anticipare la terza dose di vaccino a 5 mesi dopo la seconda. La terapia intensiva centrale dell'azienda ospedaliera di Padova interamente occupata da pazienti Covid. Tutti i 17 ricoverati sono giovani non vaccinati. Aperta una nuova ala per le urgenze che non riguardano il virus. Obbligo di mascherine all'aperto da Padova, Marostica, a Bassano fino all'Altipiano. Intanto Treviso e Padova sfratano dal centro le manifestazioni dei No Green Pass. Minaccia moglie e figli con la pistola succede a Sobizzo nel Vicentino, dove solo la prontezza di riflessi della donna evita che la situazione degeneri. Maxi operazione antiprostituzione della squadra mobile di Vicenza, disposti 15 fermi. Gli indagati sfruttavano giovani donne tra i 18 e i 30 anni. Automobilista investe un ciclista e poi si dilegua all'Onigo e caccia al pirata. Il malcapitato è uno straniero finito nel fosso, i passanti lo salvano dall'annegamento. Amedeo Vianello ha 92 anni e va ancora allo stadio a Sant'Elena a seguire il Venezia, entrato per la prima volta al Penzo da bambino più di 80 anni fa. Il club Alta Marea lo premia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Tornano a salire i contagi nella nostra regione dopo il fine settimana, con 1632 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, il doppio rispetto a quelli registrati ieri. Si registrano anche 8 vittime, crescono i ricoveri con 412 persone in area non critica, più 7, e 77 in terapia intensiva, più 6 rispetto a ieri. Ed oggi pomeriggio anche il Veneto accelera sulla terza dose. La regione ha trasmesso a tutte le USL la circolare per anticipare da 6 a 5 mesi l'intervallo per la somministrazione della terza dose, come stabilito dal Ministero della Salute. Intanto mercoledì è previsto il nuovo Consiglio dei Ministri per definire la stretta contro la quarta ondata. Le regioni premono per non penalizzare i vaccinati, con posizioni però diverse sul cosiddetto Super Green Pass. Il presidente Zaia, assieme ai governatori di Friuli, Venezia Giulia e Liguria, chiede il ripristino dei controlli alle frontiere per arginare l'ondata che arriva soprattutto dall'est. Tra i provvedimenti annunciati c'è anche l'obbligo di riduzione della durata del Green Pass, l'obbligo della terza dose per i sanitari e altre categorie a contatto con il pubblico. Infine, dibattito aperto anche sulla validità della durata dei tamponi, che potrebbe essere ridotta. Ed intanto è arrivata oggi purtroppo la conferma che la terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova è tutta occupata da pazienti Covid. È stata quindi aperta una nuova sala per le urgenze non Covid. La terapia intensiva centrale dell'azienda ospedaliera è solo Covid. I ricoverati nell'area più critica sono saliti a 17, occupando tutti i posti letto. L'ospedale di Padova ha così riaperto anche la terapia intensiva per i non Covid del professor Navalesi. Tutti i 17 ricoverati sono giovani adulti non vaccinati. Negli ultimi 7 giorni i ricoveri a Padova sono stati 25, un trend purtroppo in aumento, con 8 ricoveri solo nelle ultime 24 ore. Degli 89 pazienti Covid seguiti dall'azienda ospedaliera di Padova, la maggior parte si trova nel reparto di malattie infettive, che ha raggiunto le 57 presenze giornaliere. Altri 15 pazienti sono ricoverati poi nella terapia subintensiva. L'ospedale sta fronteggiando quella che a tutti gli effetti è la quarta ondata del virus, ma invita alla prudenza, all'uso della mascherina e soprattutto alla vaccinazione. Ecco, naturalmente relativamente al dato che vi ho detto in apertura, i 1632 naturalmente sono nuovi positivi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione. I nuovi decessi invece sono 8, le vittime appunto della pandemia. Intanto si continua a discutere delle manifestazioni No Green Pass da Padova a Treviso. Le amministrazioni comunali decidono di allontanarle dai centri storici. A Padova appunto è stato deciso nel tardo pomeriggio nel corso del Comitato Ordine e Sicurezza, che ha reso anche obbligatorie le mascherine all'interno del centro storico della città. Sentiamo invece cosa ha deciso di fare il Comune di Treviso.
Abbiamo individuato come sito per tutte le manifestazioni ex articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza il parcheggio antistante lo stadio di rugby. Sul tavolo della prefettura di Treviso questa mattina c'era una richiesta di corteo no Green Pass per domenica. Il dialogo con la questura e gli organizzatori è già cominciato. Treviso torna ad essere protagonista di una nuova manifestazione, ma questa volta, oggi è stato deciso, sarà statica. Il comune blinda così il Natale ai no Green Pass, cui dunque è stata assegnata quest'area di Treviso delocalizzata dal centro e dalle mura cittadine. Il principio è che la libertà di manifestare sacrosanta deve essere coerente con la libertà di altri soggetti di poter frequentare la città in tranquillità senza avere manifestazioni di una certa natura a fianco, così come degli esercenti di attività commerciali di poter non essere danneggiati da manifestazioni di una certa entità che non necessariamente sono quelle esclusivamente legate al Green Pass. Salvi i mercatini ed eventi di ogni genere dunque legati al Natale, l'amministrazione comunale valuta l'inserimento di nuove misure per gestire l'afflusso di persone lungo il Calmaggiore. Corsie d'ingresso e uscita transenne, ma per ora non sono all'ordine del giorno e neppure un'ordinanza che obblighi l'uso della mascherina all'aperto. All'ombra di riflettori dello storico campo da gioco, intanto, domenica si giocherà un'altra partita, quella contro il Green Pass e il vaccino, con una nuova manifestazione. Sarà compito di ogni amministrazione comunale individuare e condividere con la prefettura i siti più indicati qualora dovessero arrivare da qui fino al 31 di gennaio nuove richieste di manifestazioni. In caso di partite o eventi sportivi, fa sapere il vice sindaco e assessore alla sicurezza di Treviso, il comune provvederà ad individuare aree alternative. Nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, il prefetto Maria Rosaria Laganà ha presentato anche l'intesa tra Mobilità di Marca e le forze dell'ordine, con i primi 67 autobus in cui sarà inserito un pulsante di emergenza in grado di attivare nell'immediato un sistema di allerta con le forze dell'ordine. Al tavolo, oltre al questore, presenti anche il comandante dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Gianfilippo Magro, e il comandante della Guardia di Finanza, il colonnello Francesco De Giacomo. Quindi si diffonde nei vari comuni la necessità di far rispettare l'obbligo con nuove ordinanze di mascherina anche all'aperto, così sarà a Marostica dal fine settimana, a Bassano quasi certamente già giovedì, idem per Asiago, mentre Gallio aspetta le decisioni del governo. Il Covid rialza la testa e dicembre arriva a grandi passi con il suo carico di feste, tredicesime e speranze per il commercio, la ristorazione e tutti quei settori che hanno subito la terribile spallata di quasi 2 anni di pandemia. Il governo sta prendendo in considerazione la possibilità di ripristinare l'obbligo dell'uso di mascherine all'aperto, ma nel frattempo i comuni vanno in ordine sparso alla ricerca della sicurezza. Il primo ad arrivare sul traguardo è il municipio di Marostica, il cui sindaco Matteo Mozzo ha già firmato un'ordinanza che entrerà in vigore sabato. In sostanza bisognerà portare la mascherina nelle aree pedonali del centro storico nell'arco delle 24 ore. Sono esentati i minori di 6 anni e le persone gravate da una situazione medica incompatibile con l'uso dei dispositivi. Se Marostica ha già deciso, Bassano sta lavorando a un'ordinanza che impone l'obbligo delle mascherine nelle piazze e nei mercatini per tutto il periodo delle feste. Il provvedimento, fanno sapere dal comune, potrebbe entrare in vigore dal fine settimana, anzi già dal mercato settimanale di giovedì. La montagna vicentina si prepara all'urto del pubblico delle grandi occasioni e anche Asiago, già protagonista di un'ordinanza simile all'inizio dell'estate, ha già deciso che dall'8 di dicembre le mascherine saranno obbligatorie nelle vie pedonali del centro. Se poi questo programma verrà scalzato da quanto deciderà il governo nel Consiglio dei Ministri in programma entro un paio di giorni, non ci saranno comunque rischi per le manifestazioni asiaghesi. E se Asiago si prepara, Gallio non sta certo a guardare e il primo cittadino Emanuele Munari comunica di essere semplicemente in attesa dei provvedimenti del governo per prendere poi una decisione. Insomma, comunque vada, sarà un Natale all'insegna delle mascherine. L'importante, e qui sono tutti d'accordo, è che non sia all'insegna dell'ennesimo lockdown. E sulle mascherine all'aperto nei centri storici abbiamo sentito i bassanesi. All'aperto in centro storico, lei cosa ne pensa? È necessario adesso? Beh, penso di sì, insomma, cioè visto l'affollamento magari della situazione, sì. Se non ci fosse nessuno e magari un'altra situazione, un'altra mattina, secondo me non è necessario l'aperto, magari il mercato che è un po' affollato, sì. Aperto sempre? Sono d'accordo? Sì.
D'accordo, anche l'obbligo del vaccino se vuole. Secondo me no, meglio di no, perché siamo all'aperto, c'è l'aria, se ovviamente c'è un posto chiuso, sì, allora sì. In vista del Natale a Marostica ci saranno tantissime persone che arrivano, per esempio. Lei non pensa sia una misura necessaria? Non saprei risponderle perché siamo di vari pensieri e non lo so, io rispetto i pensieri altrui, ma per me anche no. È giusto, qui siamo più tranquilli tutti quanti, basta rispettare le regole, finché non è finita sta storia. Lei vedo che la tiene già. Sì. Sono d'accordo nel usare tutti i sistemi per proteggerci da un virus. Questo è un virus, cioè se uno ha un minimo studiato sa che il virus è trasmissibile e è molto pericoloso. Sicuramente dove c'è molta calca, molte persone, mi sembra una cosa giusta, insomma. E peraltro la indossa già. Io lo indosso sempre, quando sono così al mercato o fuori in mezzo alla gente, sempre. Io non sono d'accordo all'esterno di usare le mascherine, all'interno per carità, ma all'esterno assolutamente no. Dove ci sono persone è meglio tenerla, però anch'io almeno respirare tutto il giorno con la mascherina al lavoro, almeno all'esterno a respirare. Penso che sia una roba giusta all'aperto, perché con i contagi che stanno salendo, sì, penso che sia proprio così, e anche il Green Pass. La cronaca ora minaccia moglie e figli con una pistola, è successo a Sovizzo. Sentiamo. Una pistola, a impugnarla un uomo che è padre, che è marito. Momenti di paura, attimi concitati a Sovizzo. Tutto succede in mattinata nella quiete apparente delle mura domestiche. Sono le 7:30 quando un quarantenne minaccia la famiglia con una pistola. La moglie però non si fa scoraggiare. Con una telefonata al 112 allarma i carabinieri. Mentre i militari della compagnia di Valdagno stanno arrivando, la donna, approfittando delle condizioni di semi-incoscienza del marito, riesce a sottrargli la pistola e a fuggire coi bambini, mettendoli in salvo. Una prontezza di riflessi che evita che la situazione possa degenerare. Quando l'uomo esce di casa per rincorrere i familiari, viene bloccato dai carabinieri. Non oppone resistenza. I militari entrano nell'abitazione e la perquisiscono, trovando anche una mazza da baseball e 2 accette che vengono sequestrate. Arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e minacce aggravate, l'uomo è stato portato in carcere a Vicenza. Ed ora una maxi operazione della squadra mobile di Vicenza contro la prostituzione. Abbiamo dovuto agire tempestivamente, chiaramente coordinandoci con la procura che ha emesso dei fermi di indiziato di delitto, perché le indagini hanno fatto emergere la necessità assolutamente immediata di dover procedere, di appunto arrestare il maggior numero possibile di questi associati. E proprio per un reale pericolo di fuga dei malviventi verso altri paesi europei è stato organizzato un vero e proprio blitz dagli uomini della squadra mobile di Vicenza, che hanno così stroncato un'organizzazione criminale internazionale di sfruttamento della prostituzione. 15 persone sono state poste in stato di fermo, di cui 7 ancora ricercate, perché sfruttavano giovani donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Le vittime agganciate in Romania con promesse ingannevoli, una volta giunte a Vicenza, venivano invece obbligate a prostituirsi a ritmi frenetici quotidiani, con la minaccia di ritorsioni anche sulle famiglie di origine. I reati contestati oggi, in cui non abbiamo solo lo sfruttamento della prostituzione, ma abbiamo l'associazione a delinquere, il che ovviamente fa capire che sono reati molto più gravi, volto allo sfruttamento della prostituzione e alla tratta di queste persone, ha comportato evidentemente tutta un'attività di carattere investigativo e di carattere con tutto quello che prevede il codice, quindi intercettazioni di carattere ambientale, telefonico, appostamenti, pedinamenti, è tutta un'attività che nasce proprio, lo ricordavo prima, proprio durante il Covid. E proprio il lockdown totale a seguito della pandemia ha caratterizzato l'attività della banda criminale. Le ragazze trattate come merce venivano offerte solo su portali online. La consumazione proposta in strada in barba agli orari vietati, ma anche prevista la consegna a domicilio con autisti fidati. 3 di questi italiani, 2 della provincia di Vicenza. In vista del 25 novembre la mobile di Vicenza ci ha fatto un bel regalo con un'operazione contro lo sfruttamento della prostituzione che oggi assume anche un valore simbolico. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto complimentarsi con la polizia per l'esito dell'operazione alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
Ed ancora cronaca dal Vicentino, un automobilista investe un ciclista e poi si dilegua. La vittima è uno straniero finito in un fossato e salvato dall'annegamento dai passanti. Lonigo, sono le 5:30 del mattino, è ancora buio quando in via Preon, lungo la strada verso Alonte, un uomo di 43 anni di origine straniera si reca al lavoro in bicicletta. Il rumore di un'auto in lontananza che si avvicina, poi la botta. L'uomo viene travolto, sbalzato in un canale di scolo pieno d'acqua. L'investitore fugge. A trovare lo straniero immerso dentro all'acqua sono alcuni passanti. Si fermano, prestano i primi soccorsi, allertano le forze dell'ordine. I vigili del fuoco, arrivati da Lonigo, lo tirano fuori dall'acqua e lo affidano ai medici del SUEM 118 che lo portano in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente e per individuare l'investitore. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale del Veneto. Andiamo ora a Venezia per raccontarvi la storia di Amedeo Vianello, che ha 92 anni, abita alla Giudecca e va ancora allo stadio a Sant'Elena a seguire il Venezia. Per la prima volta vi era entrato da bambino 80 anni fa, oggi è stato premiato. Quanti anni ha, si può dire? Adesso ho fatto il 12 settembre, ho fatto già 92 anni e devo andare avanti ancora, spero. Va ancora allo stadio? Certo, ho già fatto l'abbonamento quando avevo 10 anni, che si partiva da casa, da Caleri d'Agusei vicino a Santa Margherita, e si andava a piedi fino a Sant'Elena, perché all'epoca non avevamo i soldi per i vaporetti, eravamo giovani. Amedeo Vianello ha messo per la prima volta piede nel glorioso stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena nella stagione calcistica 1939-40. Da bambino è cresciuto con il mito del Venezia Calcio di Loic Mazzola, vincitore della Coppa Italia, e ancora oggi, da più di 80 anni, continua a seguire la squadra in Serie A in casa e se possibile anche in trasferta, con lo stesso entusiasmo. Il club Alta Marea lo ha premiato con la tessera di tifoso onorario, e quando, saputa la sua storia, che in questi giorni ha fatto il Giro d'Italia, anche la società voleva regalargli l'abbonamento, lui ha risposto così. Mio figlio me l'ha già fatto per l'opzione, perché come anziano e come vecchio abbonato abbiamo avuto la prelazione e l'abbiamo già fatto. Hanno detto che terranno conto per la prossima volta. E oggi una tessera importante. Eh sì, ho avuto una tessera importante, oggi sono socio onorario della società Alta Marea. Un calcio che sa ancora emozionare e unire generazioni diverse. È una persona di un entusiasmo e di una vitalità incredibili. Siamo felicissimi di avergli potuto dare la tessera onoraria del nostro club e di averlo tra noi, perché è proprio uno di noi. Abbiamo continuato a seguire la squadra nonostante i periodi anche più bui. L'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto con passione, l'abbiamo fatto stando il più vicino possibile, e adesso la Serie A è una grandissima soddisfazione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale del Veneto. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Il meteo, a tutti una buona serata. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Ancora una giornata di tempo stabile sul nostro territorio, in attesa giovedì dell'arrivo di una nuova perturbazione. Ma intanto vediamo il dettaglio di mercoledì 24 novembre. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel corso del pomeriggio tendenza a progressivo aumento della nuvolosità a partire da ovest, ma sempre senza piogge. Temperature minime in ulteriore calo, comprese appunto tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole dappertutto, con cielo in prevalenza sereno o più nubi con il passare delle ore. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche di fatto novità. Sarà soleggiato su tutti i settori con tempo asciutto e stabile.
Temperature minime intorno allo 0, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3.